una media diciamo di 10-15% di persone non vaccinate all'interno del nostro mondo imprenditoriale esiste, e quindi queste hanno bisogno di essere appunto tamponate e quindi avere diritto al Green Pass. Previsioni e numeri snocciolati dal presidente Assindustria Veneto Centro Leopoldo Destro alla vigilia dell'ingresso dell'obbligo di Green Pass in azienda. Sottolinea in che modo le aziende abbiano fatto la loro parte finora e la necessità che il territorio sia adeguato nell'affrontare il tema tamponi, anche a garanzia del diritto al lavoro. Il principio di quanto importante sia la campagna vaccinale è fuori discussione. Penso che Confindustria l'abbia dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia. Siamo partiti mettendo in sicurezza le nostre aziende con i protocolli di sicurezza, rispettando quelle che erano le regole, quella che era la normativa. Poi abbiamo addirittura proposto le nostre aziende come luoghi adatti per potersi vaccinare. Ora arriviamo al Green Pass obbligatorio all'interno delle aziende, principio correttissimo. Quello che abbiamo probabilmente sollevato è che i mezzi e gli strumenti devono essere non solo all'interno dell'azienda ma anche nel territorio, che debba accompagnare una fase importante anche di tamponi. Allontanando l'ipotesi del rischio caos a partire da domani nelle aziende del Padovano, invita a fare squadra per non vanificare i risultati raggiunti. Adesso cerchiamo di utilizzare il buon senso, perché solo con il buon senso riusciamo a finire questo lungo pellegrinaggio che ha accompagnato la pandemia. Quindi cerchiamo di essere veramente molto razionali e molto costruttivi in quello che deve essere il passaggio, anche questo, del Green Pass obbligatorio all'interno delle aziende.